Inaugurata nella serata di sabato 28 maggio a Real Monte il nuovo centro odontoiatrico di dermatologia e medicina estetica, realizzato dalla cooperativa Luna Nuova. La struttura odierna aumenta l'offerta sanitaria e si integra con quella già esistente come il poliambulatorio specialistico e la comunità per anziani, che rappresentano un punto di riferimento per il nostro territorio. Il direttore sanitario del centro odontoiatrico è la dottoressa Barbara Vitello, il responsabile dell'area clinica il dottor Giovanni Castorina, mentre per quello di dermatologia e medicina estetica il direttore sanitario è la dottoressa Domenica Pileri, dermatologo e medico estetico. Positivo il riscontro della serata fatta dall'avvocato Gerlando Pilato, che insieme ai suoi validi collaboratori hanno fatto tanto per arrivare agli obiettivi prefissati, e soddisfatto anche per la tanta gente presente alla inaugurazione nonostante il maltempo. Ma io ho ringraziato tutte le persone che sono intervenute, forse ho dimenticato di dire che l'auspicio più vero, più autentico è quello che questa struttura possa servire al territorio, così come il nostro poliambulatorio ha già dato risposte straordinarie. Noi ci auguriamo che anche questa struttura odontoiatrica, dermatologica e di medicina estetica possa raggiungere le persone e offrire un servizio qualificato in una realtà come la nostra, dove i servizi sanitari latitano. Il Comune non può che promuovere tutte queste attività, questa bellezza, come diciamo noi. Il territorio di Real Monte vuole crescere attraverso la valorizzazione a 360 gradi di tutte le risorse che abbiamo. È un centro polifunzionale che è un'eccellenza nel panorama provinciale, è sicuramente un ottimo modo per crescere e crescere nella giusta direzione. Ringraziamo intanto la cooperativa che ancora una volta segna che il territorio ha bisogno di un nuovo centro sanitario. Ci sono due specializzazioni importanti e noi siamo felici di essere qui insieme a Gerlando, a tutto il suo staff, ai medici. Molti medici sono di alta professionalità provenienti da diversi istituti anche regionali, quindi credo che ancora una volta la cooperazione segni un punto a favore non solo di quello che è il welfare e del bisogno di servizi di una cittadina e di un comprensorio come quello di Real Monte, e non solo, penso che la provincia di Agrigento in generale può utilizzare un centro così importante, specializzato, e segnalo anche strumentazione così importante, innovativa, nuova come tecnologia. Quindi un in bocca al lupo alla nostra cooperativa e un grazie a tutte quelle istituzioni che vorranno venire a visitare questa struttura, perché io credo che il servizio sanitario regionale ha bisogno anche di convenzionarsi con la nostra cooperativa. Il centro si occuperà ovviamente di odontoiatria, quindi coprirà tutte le branche, conservativa, endodonzia, congiuntamente col dottore Castorina, che si occuperà della parte chirurgica e della implantologia. Quindi aspettiamo un po' di essere operativi, quindi dalla prossima settimana il centro aprirà ai pazienti e cominceremo questa nuova avventura. Ecco, grazie anche a delle strutture chiaramente che vi permetteranno all'avanguardia di operare queste scelte. Sì, lo studio ovviamente è fornito, attrezzato per garantire qualsiasi tipo di lavoro che riguarda il settore odontoiatrico. Sono molto felice di far parte di questa nuova struttura, anche perché sposa il mio principio, dove l'odontoiatria è una materia multidisciplinare e lavorando in questo poliambulatorio dove ci sono tante specializzazioni con tanti esimi colleghi, cercheremo di portare il paziente al centro della nostra attività. Tanti servizi che offrite, quali per esempio? Noi spaziamo da tutto, dall'igiene orale fino all'implantologia, alla protesi, gli sbiancamenti dentali. Cerchiamo comunque di poter offrire al paziente il più possibile, in modo tale che sia sempre sicuro di poter venire in una struttura abbastanza attrezzata. Il centro di dermatologia e medicina estetica si avvale di strumentazioni di avanguardia, come per esempio il laser CO2 o un laser ad alessandrite, che è innovativo per quella che è l'epilazione medica. Siamo in grado di offrire anche la parte clinica, quindi dermatologica, ovvero quella che è per esempio la prevenzione dei tumori cutanei,
primo tra tutti il melanoma, il peggiore, possiamo dire, dei tumori della pelle. Quindi sono felice di essere stata chiamata a dirigere questo nuovo centro e sono certa che grazie anche alle professionalità presenti diverremo sicuramente un punto di riferimento per il territorio. È un settore molto delicato e molto particolare il vostro, dove intervenite, no? Certo, la medicina estetica è in grado di, possiamo dire talvolta, di donare un sorriso alla gente, permette di poter accettare e di correggere i piccoli difetti corporei.